Sesta corsa, premio Verduri, una dotazione di 11.000 euro per questo invito per cavalli di 4 anni. Sono in 6 al via, 1 Brigidella, 2 Wailar Contigo, 3 Bacio di Dama Font, 4 Boston Trio, 5 Benvenuto Par, 6 Bon Jovi Jet. Allineamento completato già a metà della curva di sinistra. Sono tutti a rete perché ovviamente tutti vogliono far partenza questa prova in cui sicuramente la fase iniziale sarà determinante. Sbaglia Benvenuto Pare, sbaglia Bon Jovi Jet, che cercano di rimettersi prima del via, ma intanto Bacio di Dama Fonte è andato al comando nei confronti di Boston Trio, poi Brigidella, Wailar Contigo, Bon Jovi Jet e Benvenuto Par che bisticciano per la quinta posizione, ma sono molto indietro. Primi 200 metri passati da Bacio di Dama Fonte in 15:1, Enrico Bellei che riduce drasticamente il ritmo, Bon Jovi Jet che ha tenuto chiuso alla corda Benvenuto Par, si muove in anticipo sul rivale. Vedremo le scelte dei driver con Alessandro Gocciadoro che cerca la risalita, 30,5 intanto i primi 400 metri di corsa da parte di Bacio di Dama Fonte. In seconda posizione c'è Boston Trio a precedere Brigidella. Alla retroguardia è rimasta Wailar Contigo che è chiusa alla corda da Benvenuto Par che è andato a fare la seconda pariglia esterna. 46,5 addirittura per i primi 600 di corsa davanti alle tribune. Bacio di Dama Font che ha fatto davvero un percorso comodo per il momento, 1,1 scarso per il primo giro. Bacio di Dama in vantaggio nei confronti di Boston Trio, Bon Jovi Jet allo scoperto, si trascina Benvenuto Par, quindi ancora Brigidella e Wailar Contigo. Si completa il primo chilometro che Bacio di Dama Font percorre all'avanguardia in 1:15,7. Sulla dritta opposta alle tribune, Bacio di Dama in vantaggio nei confronti di Boston Trio, ancora Bon Jovi Jet sempre scoperto al largo, il quale viene privato dei tappi estraibili. In pariglia c'è sempre Benvenuto Par in attesa di mettere il naso in terza ruota, richiesto Bon Jovi per andare su Bacio di Dama che sembra controllare all'avanguardia. Boston Trio sempre chiuso lungo i birilli, lo scatto di Benvenuto Par in terza ruota che cerca di andare a caccia di Bacio di Dama Font che ora ha messo le marce alte e cerca la fuga nei confronti di Boston Trio che si libera dai birilli e gli scatta addosso. Boston Trio che passa in vantaggio, attacca Benvenuto Par, Boston Trio e Marco Stefani che portano a casa la vittoria dopo l'ultima prova arrivato blindato alla corda nei confronti di Benvenuto Par che stracorre dopo errore e di ancora Bacio di Dama Font che si è arreso nel finale. Il successo di Boston Trio, Marco Stefani alla guida per il training della società di allenamento di Michele Favarone Paolo Leoni, colori ovviamente quelli della scuderia Trio. Il successo del figlio di Nadal Sheba che in percorso da secondo alla corda coglie in difficoltà Bacio di Dama Font e nel finale lo piega agevolmente respingendo il finish in mezzo alla pista da parte di Benvenuto Par. Il successo del numero 4 di Boston Trio con Marco Stefani.